Il Lions Club Agrigento Host oggi propone un evento su Dante in occasione dei 700 anni della sua morte rivolto agli studenti. Sì, anche oggi abbiamo voluto dare il nostro contributo, in questa occasione uno spettacolo coinvolgente rivolto agli studenti perché li vogliamo fare innamorare della lettura, della letteratura ed essere fieri del nostro genio Dante, padre della lingua italiana. Gli studenti sono stati numerosi, si sono divertiti pure, si sono appassionati e grazie all'attore Gioacchino Logico che ha saputo interpretare, diciamo, recitare la Divina Commedia, ma attirare l'attenzione dei nostri ragazzi, l'evento è riuscito benissimo. Ma veramente i ragazzi mi hanno proposto la loro benevola concentrazione, la loro benevolissima presenza. Sono contentissimo. Ringrazio il dottor Gueli, ringrazio il dottor Riolo perché mi hanno dato questa opportunità e ringrazio i Lions. Lei interpreta la Divina Commedia? Proprio senza, mi consente di dirlo, leggio, come fa? Mi piace. E poi c'è da dire una cosa, l'ho trasportato anche nel nostro agrigentino. Ora femmine beggi mascoliranno e duci piccini, eccetera, eccetera. Dottore, lei è stata affidata l'introduzione? Sì, ho parlato brevissimamente perché non era il caso di parlare di Dante in un periodo in cui i più grandi critici ne hanno parlato lungamente. Io ho accennato soltanto che è importante studiare Dante anche se in un periodo in cui ciascuno pensa ai propri problemi, alle incertezze, agli innamoramenti, perché poi da adulti ci si pente di non averlo fatto bene. Ho introdotto lui perché Gioacchino, che si fa chiamare Guascon Gioacchino, da qualche anno ha scoperto Dante e tutta la sua vita è impostata su Dante. Si alza la mattina alle 4, il pomeriggio torna a casa e studia.